Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Ennesima tragedia in mare a Lampedusa. Un altro barchino è colato a picco a circa 28 miglia dalla costa. 46 migranti recuperati, una la vittima. Si tratta di una 26enne della Costa d'Avorio. Minacce, insulti e pedinamenti, una catanese ha vissuto un vero e proprio incubo perché non ricambiava l'amore per il suo stalker che la perseguitava. Su di lui pende un'accusa per diffamazione e atti persecutori. Colpi di pistola ai danni di un pastore di 70 anni ferito alla spalla sinistra. A sparare un collega già fermato dai carabinieri di Castelvetrano. Alla base del fatto di sangue vi sarebbero conflitti legati alla questione del pascolo tra i due pastori. Incidente sul lavoro in mattinata nelle campagne di Donna Lucata, dove un tunisino sarebbe caduto da un capannone all'interno di un'azienda agricola. Oltre all'ambulanza anche l'elisoccorso è atterrato per i soccorsi. I carabinieri di Castiglione di Sicilia hanno denunciato un giovane per possesso di armi tra cui sciabole, pugnali e spade. Trovate anche un paio di manette appartenenti alla polizia penitenziaria. Un altro ragazzo, amico del primo, è stato beccato con munizioni a casa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.